Giornata di donazione del sangue per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio di Sora. Nella mattinata di venerdì l'associazione Donatori di Sangue Fratres, grazie all'ausilio di una delle nuove autoemoteche messe a disposizione dalla Regione Lazio, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue fuori i cancelli dell'istituto. Numerosi giovani volontari che si sono sottoposti ai prelievi, contribuendo così a sostenere il fabbisogno regionale del prezioso liquido, indispensabile ogni giorno per gli interventi chirurgici e per tutte quelle persone che soffrono di patologie che necessitano di frequenti trasfusioni. Soddisfazione per l'adesione all'iniziativa è stata espressa dai volontari dell'Associazione Fratres per il gesto di maturità e sensibilità dimostrato dai giovani studenti. Il sangue infatti è un farmaco salvavita, ma non può essere prodotto in laboratorio, è disponibile soltanto grazie alle donazioni. Oggi è più che mai necessario accrescere la cultura giovanile della donazione e grazie alla sinergia fra l'Istituto e la Fratres molti giovani si sono avvicinati per la prima volta a questa importante esperienza. Giornata di sensibilizzazione questa mattina al Cesare Baronio di Sora. I ragazzi sono tutti coinvolti grazie anche ai professori che oltre a prepararli culturalmente li hanno sensibilizzati riguardo la donazione. La Fratres si è impegnata in questa mattinata grazie anche all'autoemoteca messa a disposizione dalla Regione Lazio. E la risposta è stata molto positiva, tantissimi ragazzi che questa mattina per la prima volta hanno donato, coinvolte le classi quarte e quinte, e aspettiamo un esito positivo per la prossima donazione. Gli appuntamenti per le donazioni organizzate dal gruppo Fratres continuano presso il centro trasfusionale dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Un appello per la prossima donazione che si svolgerà presso il CTO dell'ospedale di Sora il 28 febbraio. Vi aspettiamo numerosi, il sangue serve sempre.